Eder. Mech. Pallister. Tra gli oggetti che potrebbero rivelarsi determinanti per risolvere il giallo di Liliana Resinovic, la donna scomparsa da Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita 3 settimane dopo, sono un braccialetto in caucciù spezzato, un maglione a quadri rossi e verdi, un giubbotto dalle fantasie geometriche, simile a quello visto nei filmati della GoPro, e almeno 2 paia di guanti. Questo materiale è stato consegnato alla polizia lo scorso 6 aprile, al termine di una lunga perquisizione nella casa dell'ex marito, Sebastiano Visindin. I nuovi reperti si sommano ai numerosi oggetti già acquisiti nei mesi successivi alla scomparsa di Liliana. La procura, insieme ai suoi consulenti, sta valutando se questi elementi possano offrire spunti decisivi per chiarire una vicenda ancora avvolta nel mistero. In particolare, l'attenzione si concentra su alcuni guanti, se si trattasse degli stessi ritrovati vicino al corpo della donna. La trama del tessuto, che ricorda quella visibile su uno dei sacchetti usati per coprirle il volto, potrebbe coincidere con quella dei guanti appartenenti a Visindin. La lavorazione del materiale sarebbe infatti molto riconoscibile e difficilmente confondibile. Altro oggetto chiave potrebbe essere un braccialetto in caucciù, già individuato in alcune riprese girate da Visindin. Potrebbe avere un valore simbolico o affettivo, legato alla moglie o alla sorella. Tra i reperti sotto analisi anche un maglione giallo che Visindin indossava il giorno della scomparsa. La sua manica, lunga circa 22 cm e tagliata in modo grossolano, assomiglierebbe alla stoffa trovata attorno alla testa della vittima. L'ipotesi che si tratti dello stesso indumento è stata già formulata dalla criminologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla procura, anche se finora non è mai stata confermata ufficialmente. Per verificare questa corrispondenza, saranno condotte analisi sulle fibre tessili prelevate. I laboratori effettueranno test al microscopio e tramite spettrofotometria, un esame che consente di stabilire la composizione chimica dei colori e identificare in modo univoco i tessuti. Intanto, durante le indagini è emerso un ulteriore dettaglio: un caricabatterie per smartphone è risultato acceso alle 4:30 del mattino, orario ritenuto interessante dagli inquirenti per ricostruire gli spostamenti. Attualmente Sebastiano Visindin si trova nelle Marche. Intervistato, ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con gli investigatori, affermando: "Sono sempre stato disponibile e lo sarò ancora". Il braccialetto potrebbe essere uno di quelli che uso per fissare la treccia della bicicletta, mentre il maglione rosso e verde l'ho comprato dopo la scomparsa di Liliana, a Prato. Visindin ha inoltre precisato che parte del materiale sequestrato non gli è ancora stato restituito. Si tratta di oggetti d'uso comune e capi d'abbigliamento, su cui si concentrano tuttora gli accertamenti tecnici. Sono stati sequestrati anche coltelli e lame, che verranno analizzati uno ad uno. L'inchiesta proseguirà nei prossimi mesi, con l'attesa dei risultati relativi anche a campioni di foglie raccolti nel bosco dove è stato trovato il corpo. I reperti vegetali verranno confrontati con quelli presenti sul giaccone della donna, che non era stato rinvenuto in casa ma che Liliana indossava quando scomparve. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.